Buongiorno a tutti, bentornati, come state innanzitutto? Faccio sempre un po' di preamboli, così aspettiamo che Facebook invita tutti alla diretta, perché magari in questo momento ho visto che ci vuole un pochino di tempo. Anzi, una cosa importante, condividete questa diretta, anzi condividete anche le altre dirette se le avete viste. Ciao Laura, buongiorno, ciao a tutti. Buon 25 aprile, l'abbiamo visto ieri, come siete stati? Avete fatto una bella grigliata, magari se avete avuto la possibilità con... Buongiorno Massimo, Laura, buongiorno a tutti. Oggi, visto che state già arrivando, se leggete appunto l'oggetto della diretta, l'avevamo messo anche nel programma, oggi parlo di un argomento che anche questo mi sta molto a cuore, che amo particolarmente, che sono i rustici alle Cinque Terre. Buongiorno a tutti, mi fa piacere che siete belli carichi, anche se è domenica, ormai abbiamo perso un po' il filo del discorso, quindi non capiamo più quando è festa, quando non è festa e tutto, però sembra, dico che forse il 4 almeno un po' di attività e un po' di cose dovrebbero riprendere, quindi ritorneremo piano piano, buongiorno, a una vita piano piano più normale, almeno per le nostre attività fondamentali, quindi sicuramente in sicurezza e tutto, però si spera, soprattutto visto che i rustici sono abbastanza isolati, abbastanza in campagna, che ci diano l'opportunità di poterli andare a visitare, magari con le giuste precauzioni. Quindi oggi ho preso un argomento che secondo me potrebbe diventare molto molto caldo, e soprattutto ho visto anche molto interesse delle persone, vista magari questa situazione di diciamo incertezza sulle vacanze, sulle cose e tutto. Quindi ciao Walter, buongiorno, che magari tante persone dicono: ok, a questo punto se devo decidere dove andare, dove acquistare, perfetto, sì Massimo, ci sentiamo oggi con calma senza nessun problema. Quindi ho detto, magari i rustichetti che sono sparsi un po' in giro per le Cinque Terre potrebbero essere un argomento molto 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 interessante. Vi ho lasciato poi nell'oggetto della diretta proprio un link dove vi collega praticamente a tutti i video che ho fatto, dove scendo proprio più nel dettaglio di alcune cose, perché alcune cose ve le anticiperò e ve le dirò già adesso, però magari argomenti singoli vi consiglio di andare a vedere la rubrica video che abbiamo preparato proprio sul nostro sito, dove scendo più in profondità su tutta una serie di domande che ho visto nell'arco del tempo i clienti di solito mi fanno, soprattutto per darvi l'opportunità già da casa di capire meglio di che cosa si parla, di scendere più in profondità su alcuni argomenti, perché magari potrebbero essere domande che vi fanno prendere o meno la decisione. Siccome non vogliamo farvi perdere tempo, non vogliamo né perderlo noi, abbiamo visto che spesso le persone arrivavano qui da noi con un concetto di casa vacanze, di casa al mare, di rustico, che magari proprio non era così in linea con la tipologia poi di immobili che abbiamo qua alle Cinque Terre. Spesso ci siamo resi conto che nelle pubblicità immobiliari si vedono solo delle belle foto, delle belle viste, delle belle cose, però ci siamo resi conto che era fondamentale dare anche tutto un altro supporto, quindi abbiamo preparato tutti i video, tutte le geolocalizzazioni viste da Google che inviamo al cliente già per capire dove si arriva, dove non si arriva, quindi questo è un po' il cappello. Però magari una persona, se come me siete interessati magari ad approfondire un argomento, secondo me sapere anche la storia e conoscere la storia ci aiuta anche già a entrare più nella mentalità di chi ha costruito quei rustici, per cosa erano nati, come venivano utilizzati. Ciao Francesca, ciao a tutti. Proprio perché secondo me, sapendo le origini e sapendo le cose, è anche bello che una persona entri nel mood, prendo in prestito da Francesca il loro brand, nel mood mentale di cosa fare all'interno di un rustico, quindi come utilizzarli, i pro e i contro che ci sono. Sicuramente nascono come casette di campagna e quindi non hanno tutti i comfort e le comodità che magari tante persone hanno nelle loro abitazioni principali, quindi bisogna entrare proprio nell'argomento rustici. Per capire la storia sono andato a farmi una ricerca un pochino più approfondita e diciamo che più o meno si parla dell'undicesimo secolo, perché le Cinque Terre per un certo periodo la popolazione abitava nella Val di Vara, si è spostata poi sulla parte diciamo più a picco sul mare, quindi sulla parte fronte mare, in quel periodo, perché prima c'erano i famosi pirati saraceni, che l'avete sentiti già parlare nella descrizione della storia delle varie Cinque Terre, che erano un po' cattivelli, quindi diciamo che attaccavano le coste e quindi non era una zona molto, diciamo dal punto di vista salutare, soprattutto per la propria incolumità naturale, da poterci vivere, e quindi le persone coltivavano la terra e stavano più in campagna.
Quando questo pericolo dei saraceni è diminuito e quindi sono un po' ritirati in altre zone, le persone hanno detto cavolo, però le coltivazioni sul fronte mare hanno un'esposizione, un clima, una cosa molto più comoda, molto più efficace, quindi la natura, tutta una serie di coltivazioni avevano maggiore potenzialità di sviluppo, perché la Val di Vara, se la conoscete tutto, nonostante sia a pochi chilometri dal mare, avendoci comunque la prima catena di colline delle Cinque Terre che copre un po' diciamo, l'area di mare che arriva, sono zone che d'inverno, soprattutto la temperatura va più bassa, sono zone più umide, sono vicino al fiume, appunto al Vara, quindi al fiume che arriva giù e quindi porta molta umidità, porta molta acqua, e quindi alcune coltivazioni tipo il vigneto, tipo l'oliveto, non avevano così tantissima produttività, e si sono resi conto che invece l'esposizione, quella al mare, era un'esposizione molto più bella, era un clima anche molto più piacevole da poterci vivere, perché immaginatevi, non avevano il riscaldamento o l'aria condizionata come noi, o comunque non avevano il gas, e quindi anche durante l'inverno per scaldare le case stesse ha detto ok, se ci spostiamo sul mare c'è più sole, siamo esposti a sud, viviamo anche meglio. Da lì cos'è nato appunto il discorso che avevano già iniziato in precedenza a recuperare questo territorio, perché va dal mare ai monti e quindi c'era poco spazio per coltivare, era molto scosceso. Sono nati i famosi terrazzamenti delle Cinque Terre, quindi i muretti a secco che sicuramente troverete, vedrete, e ne abbiamo già parlato anche in altre dirette, ve lo spiegherò nei video più nel dettaglio. Ho fatto degli articoli anche sul blog all'interno del sito dove troverete proprio come sono nati, perché vengono fatti a secco, perché devono essere fatti in questo modo. C'è proprio una cultura e c'è proprio le persone che sono specializzate nel saper fare e fare la manutenzione ai muretti a secco. Quindi in quel momento lì, quando le persone si sono trasferite poi a vivere sulle Cinque Terre, hanno dovuto coltivare la terra, quindi hanno recuperato questo spazio, quindi questi terrazzamenti aveva dato loro possibilità di aumentare quello che era lo spazio coltivabile, e da lì sono nati i vigneti, gli oliveti, quindi la coltivazione e tutto. Cosa succedeva? Che magari le loro abitazioni principali erano più all'interno del paese perché avevano più comodità, avevano più servizi. Chi aveva i terreni fuori cosa faceva? Ha iniziato a realizzare queste casette recuperando appunto i sassi e diciamo le pietre che trovava lì sul posto, che erano state appunto spaccate a mano per creare questi terrazzamenti e questi muretti. Hanno iniziato a tirar su, chiamiamoli, dei depositi, quindi depositi attrezzi, perché visto che coltivavano, soprattutto nel periodo della vendemmia, visto che non c'erano le vie di comunicazione che ci sono adesso, le persone proprio si trasferivano per un certo periodo, quindi nel periodo da settembre, ottobre, in quel periodo lì, almeno per un paio di mesi, per la vendemmia non stavano tutti i giorni a fare su e giù da dove abitavano, andare lì, anche perché dovevano andare solamente a piedi o attraverso le mulattiere. Quindi queste casette, da più piccoline che erano all'inizio solo come ricovero attrezzi, sono state costruite anche un po' più grandi per poterci, diciamo, utilizzare e abitarle solo temporaneamente in quel periodo lì della vendemmia. E quindi poi, andando avanti nella storia, nella cosa e tutto, sono diventati poi un boom, diciamo, dal punto di vista turistico, chiamiamolo turistico non ricettivo, proprio detto, però comunque quando le Cinque Terre nel 97, 98, 99 hanno avuto tutto l'exploit e quindi sono diventati prima patrimonio dell'UNESCO, poi era marina protetta e poi parco nazionale delle Cinque Terre nel 99, le persone che venivano a fare i sentieri del CAI vedevano queste casette che poi avevano delle posizioni, e hanno delle posizioni veramente strategiche, veramente a picco sul mare. Sono da raggiungere solo a piedi, perché poi nel momento in cui è arrivato il parco tutte le strade sono state bloccate fino a dove erano state realizzate in quel momento, e è stata fatta la manutenzione dei vari sentieri delle varie mulattiere, quindi sentieri CAI che vi portano e collegano le Cinque Terre, e durante questi percorsi troverete queste casette. Cosa è successo poi? Che alcune nell'arco del tempo, con i condoni, con il dopoguerra, con tutta una serie di cose, sono anche diventate per alcune famiglie delle residenze principali, ma si contano veramente sulle dita di una mano, diciamo, quelle che erano diventate poi più grandi e abitative, perché un altro spunto che è stato utilizzato poi in quel periodo lì, nella seconda guerra mondiale, quando la Spezia è stata poi bombardata diciamo comunque sia dalla guerra con i tedeschi e gli americani, quello che è successo, tante famiglie di sfollati erano scappati per rifugiarsi, per scappare dalla guerra, avevano
svalicato, diciamo, da Biassa o comunque dalla parte di là, erano andati a vivere proprio in questi rustici per ripararsi, per avere comunque sia sostentamento per la famiglia, quindi coltivavano, erano un pochino più al riparo dai bombardamenti e dalla guerra. Successivamente poi sono stati ristrutturati, sono stati recuperati e poi sono diventati una cosa affascinante per i turisti, e tante persone che vengono vogliono acquistare questi rustici proprio come loro punto d'appoggio per le vacanze, ok, per venire al mare. Anche se il parco questa cosa qua la vede e la cerca di gestirla in maniera oculata, perché capite bene che se si lascia troppo campo alla parte turistica si rischia poi che la parte naturalistica, ambientalistica e il loro fascino e le loro cose vengano un po' stravolte, perché comunque le Cinque Terre, essendo parco nazionale, deve mantenere la flora, la fauna e tutto quello che è, diciamo, l'ecosistema delle Cinque Terre deve rimanere intatto e deve rimanere preservato. Quindi, punto primo, vi dico, se venite qua dovete entrare nella mentalità, come dice un mio carissimo personaggio che conosco e che fa appunto i programmi per quanto riguarda le cose ambientalistiche, dovete venire come ospiti e non come turisti, ok? Quindi dovete capire che qua comunque si deve rispettare le regole, si deve rispettare le situazioni che ci sono, si deve rispettare la terra, si deve rispettare la natura, si deve rispettare gli abitanti che ci sono, perché magari loro, soprattutto le persone più anziane, hanno i loro ritmi, hanno i loro, diciamo, le loro abitudini, quindi dobbiamo essere sempre molto rispettosi di quelle che sono le abitudini del posto. Nulla vieta però che se una persona fa un investimento, giustamente deve sapere cosa fare, come utilizzarlo, quelle che sono le, diciamo, i vincoli principali. Vi apro un argomento che è molto molto caldo e che tanti mi chiedono e che lo trovate nella rubrica differenziazione tecnica. Magari se non conoscete questa materia poi la approfondiremo anche più avanti, però già nel video vado abbastanza in profondità. Differenza tra un rustico, quindi un ex deposito attrezzi, e oggi catastalmente sono accatastati come C2, gergo tecnico, magazzini, cantine, quindi rientrano in quella categoria catastale e dal punto di vista urbanistico sono magazzini. Altra categoria, che ce ne sono molto pochi e costano molto di più, sono quelli che hanno la categoria abitativa, quindi categoria A2, A3, A4. Che differenziazione c'è? Che i C2 si possono utilizzare, si possono ristrutturare, si può fare un bagnetto, non si possono ampliare né l'uno né l'altro, ve lo dico già, perché tanti giustamente mi dicono: cavolo Matteo, ma un rustichetto sono 18 metri quadri, non lo posso allargare almeno di qualcosa per farci il bagno magari esterno, farci qualcosa? Per ora, vi dico, per ora parco, comuni, sovrintendenza e tutto, diciamo, l'ambito burocratico che c'è dietro non dà la possibilità di ampliare. Solo in alcune zone, solo quelle che fanno parte del comune di La Spezia, non quello di Rio Maggiore per esempio, si possano recuperare le vecchie cisterne, perché questi rustici, non avendo l'acqua, non avendo la luce, venivano utilizzati appunto per il periodo della vendemmia. Come facevano però per lavarsi, per comunque fare delle cose di vita quotidiana? Avevano creato questi rustici e raccoglievano, i vecchi contadini raccoglievano l'acqua piovana, quindi si trovano all'interno di questi rustici delle vasche, quindi delle cisterne molto belle, molto, molto grandi alcune, e in alcune zone l'unico step che vi danno, se si può fare, ma bisogna sempre presentare una pratica con un tecnico, presentata al comune, fatta approvare, si può recuperare la cisterna. Ampliamenti non se ne possono fare, ve lo ridico, non se ne possono fare, quindi non venite qua pensando di fare il piano casa, di fare certe cose, perché la regione ha bloccato e il parco ha ristretto queste cose. Ci sta che da qui a breve, da qui alle prossime cose, se ne parla già da un po' di tempo, è stato nominato un nuovo presidente del parco, doveva essere fatto il nuovo piano del parco, quindi tutta la parte urbanistica, le leggi e tutto, e magari questa cosa del coronavirus ci sta che acceleri un po' i tempi. Scusate che bevo. Magari qualche, come ti posso dire, le maglie che sono così strette delle reti che ci sono qui alle Cinque Terre, giustamente, possono essere un pochino allargate, data la possibilità, a seconda delle caratteristiche, a seconda delle cose, che questi ampliamenti possono essere fatti. Però per ora no, quindi ve lo dico. Che differenza c'è? Quindi C2 si può recuperare, si può fare il bagno, ma non ci si può avere la residenza. Quindi dove nasce la situazione del parco? Io compro il rustico C2, per forza abbinato a un rustico ci sono sempre dei terreni, dovete entrare nell'ottica che il parco vi dice: voi li potete utilizzare, perché voi, avendo acquistato il terreno che lo dovete coltivare, fare la manutenzione e tenere pulito,
avete l'immobile d'appoggio, se venite giù giustamente potete avere il bagno, vi potete fare qualcosa da mangiare rapidamente, però le cucine non si possono avere delle cucine attrezzate all'interno, quindi può essere un po' tipo un campeggio, tipo un punto d'appoggio, e magari potete averci un letto per dormire, però non entrate nell'ottica che le potete utilizzare a 360 gradi come se fossero una casa a tutti gli effetti. Ci sono delle zone dove adesso l'acquedotto arriva praticamente in tutte le 5 terre, quindi l'acqua corrente ce l'avete tranquillamente. Se realizzate il bagno va fatta una fossa biologica IMOF con la fitodepurazione, con le normative ARPAL, ma questo ve lo spiego più nel video, se no non vi voglio tenere qua 8 ore. Quindi dal punto di vista, diciamo, della fitodepurazione. Per l'energia elettrica ci sono diverse zone. Esempio, Schiara di Tramonti è l'unica dove non arriva l'energia elettrica di Enel, quindi non avete il contatore. Potete utilizzare o dei pannelli solari integrati però nel tetto o esterni al tetto, messi nelle postazioni in cui non danno fastidio dalle navi o le barche che arrivano dal mare. Non si possono attaccare però vecchio stile sul tetto. Purtroppo se andrete a vedere alcuni rustici ce l'hanno, non so come fanno, però non sono autorizzati, secondo me non sono a norma, o a meno che non ci siano delle cose particolari, però la prassi è questa. Poi ci sono le normative, vi consiglio sempre di incaricare un tecnico. Io lavoro lì, conosco le normative, ma non mi voglio sostituire a un tecnico che è più specializzato in queste cose. I pannelli integrati nel tetto si possono fare, oppure dei generatori, che però hanno un po' più di scomodità perché ti devi portare giù la benzina, la cosa, e tutte sono un po' più rumorosi. Però tutte le altre 5 terre, quindi Rio Maggiore, Manarola, tutta la parte alta, sono molto abbastanza raggiungibili comunque dall'energia elettrica, e quindi magari se sono molto a picco sul mare magari c'è da fare un po' di lavori per portare giù i cavi e le cose, però diciamo che c'è, quindi acqua e luce c'è. Il gas non arriva da nessuna parte dei rustici alle 5 terre, quindi si può utilizzare o delle pompe di calore se avete l'energia elettrica con kilowattaggio alto. Si possono utilizzare delle stufe a legna, visto che comunque siete in mezzo alla campagna, al bosco, quindi legno si trovano, delle stufe a pellet piuttosto che altre cose che vi possono riscaldare. Considerate che principalmente sono casetti che si usano d'estate, però magari un condizionatore, una pompa di calore che adesso la potete attaccare anche con lo smartphone, con l'app, e dici ok, se io parto il venerdì da Milano e vengo giù, che magari è rimasto chiuso tutto l'inverno, è umido e comunque sia c'è magari un po' la temperatura più fredda, accendo magari la mattina prima, arrivo la sera, trovo già tutto caldo, o viceversa d'estate trovo tutto bello fresco. Quindi queste sono le caratteristiche. Quelli che invece sono accatastati come, finisco il C2, non si possono nemmeno affittare dal punto di vista turistico ricettivo. Questo ve lo dico perché tanti me lo chiedono e tanti li troverete anche su Airbnb o su Booking. Se è un rustico C2 non può affittarlo, a meno che ci sia un'azienda agricola che è proprietaria dei terreni del rustico e lo abbia inserito in un percorso all'interno dell'azienda agricola. Allora in quel caso lì si possono far soggiornare gli ospiti all'interno del rustico. Altrimenti se è Mario Rossi che ha il rustico e ve lo affitta come rustico e non ha l'abitabilità e non ha le cose, attenzione, perché voi non rischiate poco, però comunque sia di solito questo vuol dire che non lavora in modo ufficiale. Apro e chiudo la parentesi. Quelli che sono invece accatastati come scusate, l'ultima cosa se non me lo dimentico, i C2 le banche non li mutuano molto volentieri, quindi diciamo che la liquidità che dovete avere sono risorse vostre. È difficile che uno venga e mi dica devo fare un mutuo per acquistare un rustico, o soprattutto perché sono ruderi e perché quindi vanno anche ristrutturati, quindi il valore che per la banca gli dà in quel momento lì non è mutuabile, quindi magari vi fanno fare un prestito personale se dovete fare lavori per le ristrutturazioni. Si passa all'abitativo, si rientra nell'abitativo normale, quindi è un rustico, un abitativo comunque ha tutte le caratteristiche della civile abitazione, lo potete affittare, lo potete mutuare, lo potete gestire voi come casa vacanze, lo potete comunque sia prenderci la residenza, fare il mutuo, quindi tutte le situazioni che si possono utilizzare come immobile a 360 gradi. Ritorno a bomba. Perché vi dico che i rustici sono molto belli, sono particolari? Perché la maggior parte si raggiungono solo a piedi, quindi non entrate nell'ottica che è molto raro che ci arrivate sotto con la macchina. Anche perché vi faccio la domanda: se guardate la via Litorano, le zone dove si arriva con la macchina, se arrivate sotto con la macchina rustico vuol dire che è o lungo la strada e quindi comunque dall'interno della casa sentite le macchine che passano, o comunque perde un po' del suo valore, del suo ecosistema che ha i rustici, perché tante persone scelgono per esempio Schiara di Tramonti
proprio perché non arriva l'energia elettrica, la strada finisce molto prima, l'ultimo pezzo è sterrato, ci possono andare solo chi ha i rustici o le proprietà all'interno, e quindi loro vanno lì, le persone, chi compra lì, proprio perché dice io qua sono in paradiso perché sento solo il rumore degli uccellini, il rumore delle onde del mare quando c'è il mare mosso e non voglio sentire delle macchine. Poi se lo volete più comodo ci sono anche più comodi, però considerate che la maggior parte almeno 5, 10, anche 15 minuti a piedi da dove è la zona che si lasciano le macchine. Entro nell'ottica che chi viene qua entra in quel loop mentale che è: se vengo qui in mezzo alla natura, mi piace andare a camminare per i sentieri, non ho difficoltà a farmi 5-10 minuti a piedi. Capisco bene che uno giustamente dice ma quando arrivo con la borsa della spesa, quando arrivo... È naturale. Se io vado sulle Dolomiti e voglio una baita in montagna dove d'inverno ci si va solo con la motoslitta, non mi posso arrabbiare, dico cavolo, come porto sulla spesa? Ti organizzi, c'hai lo zaino magari da trekking bello grosso, ti carichi dentro la spesa del venerdì, vai su, stai su sabato, domenica, hai le provviste e le cose e vivi lì come se fossi in paradiso, perché poi da lì vai al mare, puoi scendere giù, arrivi in delle calette molto belle, le abbiamo viste, poi Schiara, abbiamo visto altre zone. Se magari è la prima diretta che vedi, vai a vedere anche gli altri, poi vi rispondo a tutte le dirette, a tutti i commenti, ciao a tutti, perché ho trattato anche altri argomenti dove ti spiego più nel dettaglio i sentieri, le cose e tutto, e poi magari mano a mano che andiamo avanti li riproporremo e ne riparleremo sicuramente. Poi il blog terrò aggiornato con degli articoli e delle cose interessanti, soprattutto adesso che sta finendo questo lockdown, diciamo che ci ha tutti bloccati. Spero che possiamo riniziare a fare le visite con le dovute distanze, magari, però visto che i rustici sono in mezzo al verde, sicuramente reputo che quest'estate ci sarà un bel boom, quindi se siete persone interessate a questo settore, non ce ne sono molti in vendita vendibili, perché un'altra cosa che vi apro e chiudo la parentesi è: occhio quando vedete i rustici, perché tanti miei colleghi e tante persone che pubblicizzano degli immobili non sanno nemmeno cosa sono i rustici e non sanno le complicazioni e le problematiche che ci sono dietro, sia sulle provenienze, sia sul catasto, sia sull'urbanistica, sia sui lavori. Quindi vi dico occhio, però se vi volete muovere, muovetevi adesso, perché se parte il boom sicuramente o i prezzi salgono o comunque quelli che sono sul mercato vengano venduti in tempi rapidi, perché secondo me ci sarà una bella richiesta di questi immobili, proprio perché le persone magari quest'anno che vogliono rimanere in Italia, che non si vogliono spostare, non vogliono stare magari in mezzo al casino, in mezzo agli alberghi, in mezzo alle strutture dove c'è tanta gente. Secondo me la tipologia di investimento, la tipologia di abitazione del rustico è un oggetto che quest'anno potrebbe andare veramente a ruba. Quindi ve lo dico, visto che voi avete me come canale, ve lo dico prima che poi succedano le cose. Magari se siete interessati sbloccatevi, muovetevi, perché sicuramente ci sarà un bel movimento per quanto riguarda gli immobili alle Cinque Terre e i rustici in particolare. Quindi abbiamo visto le normative, ve l'ho parlato in maniera sommaria ragazzi, anche perché dovrei starvi qua un corso di 3 giorni per spiegarvi tutto, però noi abbiamo il nostro team di professionisti per la parte tecnica, di imprese specializzate su quello. Se avete visto nelle dirette precedenti, poi lo rivedremo proprio in una sezione dedicata, un immobile che abbiamo venduto e che verrà ristrutturato e un altro che abbiamo già ristrutturato, poi metteremo i video dell'elicottero che porta il materiale, come ci si arriva, come portare le cose. Non vi spaventate se sentite parlare di elicotteri o sentite parlare di cose, perché i lavori in quelle zone, soprattutto i lavori più importanti, vengono appunto organizzato il cantiere con i sacchi che porta l'elicottero. Sono sacchi dove all'interno fino a 13 quintali di materiale ci può essere messo. Lì va fatta una giusta strategia, quindi va protocollato il processo della ristrutturazione in modo che venga organizzato il cantiere bene prima con tutto il materiale, quindi si fa 1 o 2 voli con l'elicottero, si porta il materiale lì e poi le persone vanno e gli operai lavorano poi con tutta la roba lì sul posto. Se mi chiedete l'elicottero, i prezzi non sono così esorbitanti, abbiamo fatto anche diciamo dei business plan o dei conteggi rispetto a una zona dove magari anche se non ci arrivi abbastanza vicino con i mezzi, ma magari devi portare le cose con la motocariola o tanti lavori li porti su a mano, l'elicottero snellisce molti lavori e quindi come costo di manodopera alla fine si equipara, quindi non è così costosissimo. Sicuramente ristrutturare un rustico al metro quadro costa un po' di più che di un appartamento in città. Esempio, abbiamo dei rustichetti piccolini da 50-60 mila euro che sono 18-20 metri quadri, quindi molto piccoli, che con
fate conto più o meno 50-60 mila euro si riescono a ristrutturare. Poi c'è la sistemazione esterna, vanno viste le finiture, ma essendo molto piccoli i costi si riescono anche a tenere abbastanza limitato, nonostante magari ci mettiate delle finiture di comunque sia anche carine, che vanno mantenuti, diciamo, le prescrizioni che ci danno il parco, che ci dà il comune, che ci dà la sovrintendenza. Queste sono un po' le prescrizioni. Un'altra cosa importante che vi dico: considerate che l'iter burocratico, perché noi abbiamo creato il team dei professionisti da mettere a disposizione dei clienti, da che acquistate un rustico, parlo di un rudere completamente da ricostruire, e che si arriva poi a dire ok, ho il pacchetto chiavi in mano, mettete in conto sempre almeno un anno e mezzo da lite, perché devi preparare i progetti, presentarli, la sovrintendenza, il parco, l'ARPA, cioè c'è tutta una serie di lavori, tutta una serie di operazioni burocratiche, purtroppo, che in Italia sono ancora un po' lunghe, anche se adesso le stanno un po' snellendo. Io dico sempre, magari se siamo bravi in 6-8 mesi si riesce a avere le autorizzazioni, però io considero sempre da partire col cantiere almeno un anno. Quindi se oggi lo volete comprare, mettete in conto che lo utilizzerete per la prossima stagione sicuramente. Considerate poi, vabbè, sul discorso fiscale vi do un'infarinatura così: se comprate un C2 le tasse, quindi le imposte, si pagano sul valore del, diciamo, dichiarato in atto. Faccio un esempio: compri un rustico da 50.000 euro, paghi il 9% sui 50.000 euro. Se compri un rustico abitativo e magari lo paghi 300.000 euro, le tasse però puoi chiedere di pagarle sul valore catastale, che viene calcolato con un coefficiente, ma le rendite catastali sono molto basse. Ci è capitato magari un rustico valore 300.000, le imposte la pagate su 40.000 euro di valore, quindi pagate il 9% sul valore catastale. Questa potrebbe essere una cosa. Sul discorso della ristrutturazione, so per certo che se è un civile abitazione i lavori li potete recuperare al 50%, e altre opere a seconda se fate opere a risparmio energetico piuttosto che per i C2. Per questo però vi dico, sentite il vostro commercialista, perché poi dipende molto anche dalla vostra situazione fiscale e tutto, quindi non vi voglio dare informazioni che magari poi non vanno bene per voi. Però sull'acquisto vi ho detto le spese, diciamo, notarili di imposte che si pagano su quello. Naturale, se comprate un abitativo, se avete l'agevolazione, potreste addirittura anche utilizzare l'agevolazione prima casa, ma dovete metterci la residenza, e qui vengono a controllare se ci avete messo la residenza. Quindi non fate i furbetti che prendete la residenza e poi lavorate magari molto lontano in fabbrica. Non ha logica che avete una casa alle Cinque Terre come prima residenza, se poi magari la vostra attività, se avete dei lavori come magari lo smart working piuttosto che lavori di rappresentanza o lavori di cosa, magari se voi volete destinare e farla diventare veramente la vostra residenza principale, potete utilizzare anche l'agevolazione prima casa, e in quel caso pagate il 2% di imposte sempre sul valore catastale. I C2 rimangono C2, sono pertinenze, quindi si possono solo acquistare come C2 e quindi non mettendoci la residenza e pagando le imposte sul valore dichiarato in atto, ok? Sul discorso dei terreni, anche quello bisogna vedere se si possono mettere pertinenza, quanti metri quadri sono, anche su quello si pagano le tasse sul valore dichiarato del valore del terreno, ok? Mi sembra che se avete qualche altra domanda, io sono andato abbastanza nel dettaglio, siamo arrivati quasi a 30 minuti di diretta, non vorrei sforare e tenervi più qua. Vi dico, condividete questa diretta, perché questi rustici secondo me sono veramente interessanti, potrebbero diventare un ottimo investimento, un ottimo business da sviluppare, sia per utilizzarlo voi che per le vacanze, soprattutto perché poi magari avete tutta una serie di vantaggi di arrivare prima, che poi magari le persone si rendano conto e diventi poi un mercato dove c'è molta più domanda rispetto all'offerta, perché ce ne sono veramente pochi e sicuramente i prezzi potrebbero salire. Non pensiate che il mercato immobiliare, da quando ripartiremo, ci sarà un crollo, assolutamente non sono d'accordo, anzi secondo me si cambierà la tipologia di ricerca dell'immobile anche sulla prima casa, perché secondo me tante persone come voi che siete a casa, magari se non avete la fortuna di avere un giardino, un terrazzo o uno spazio esterno, sicuramente diciamo che la vita all'interno dell'immobile cambierà e le persone magari hanno altre esigenze, quindi sicuramente ci sarà fermento e movimento nel settore degli immobili, ok? Io vi saluto, vi auguro una buona domenica, buon pranzo in famiglia, quindi ci vediamo domani nella prossima diretta. Avete
all'inizio della pagina Facebook il calendario delle dirette dove andiamo avanti con i nostri programmi, e poi per il mese di maggio pubblicheremo il nuovo calendario dove andremo più nel dettaglio su alcune categorie. Soprattutto inizieremo a parlare anche degli affitti, perché anche questo secondo me sarà un altro boom importante e voglio che sappiate bene come gestire quello, sia gli affitti brevi, turistici, che gli affitti quelli residenziali. Vi abbraccio tutti, ci vediamo domani nella prossima diretta e buon pranzo a tutti. Ciao ciao ciao.